Buongiorno, buon sabato, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Messina, un docente di un istituto superiore indagato per presunti incontri sessuali con studenti minorenni. L'adescamento forse partito da alcune chat. Caro Voli, l'antitrust dice che non c'è prova di un cartello tra le compagnie aeree per far lievitare i prezzi, ma le associazioni non mollano e aspettano l'esito dell'indagine sugli algoritmi che determinano le tariffe. Il fine settimana dell'Immacolata popola le vie dello shopping, dove è già corsa ai regali di Natale, ma sotto l'albero peserà l'inflazione. Un ex complesso industriale trasformato in polo culturale. Questa è la visione che contraddistingue il nuovo corso delle ex fabbriche chiaramontane di Agrigento. Stasera alle 20:45 torna il derby tra Messina e Catania. Il tecnico dei giallorossi Modica, orientato a confermare l'11 che ha battuto il Monterosi. Rossazzurri al Franco Scoglio invece senza tifosi al seguito. Domani in Serie B Palermo a Parma per sfidare la capolista. Ancora buongiorno ai telespettatori di Antenna Sicilia e apriamo il nostro telegiornale oggi con una notizia di cronaca che riguarda Messina, scandalo a scuola. C'è una doppia indagine sui presunti incontri sessuali di un docente dell'istituto superiore con gli studenti. L'adescamento forse potrebbe essere partito da alcune chat. Il servizio. Una storia tutta da chiarire sulla quale c'è il massimo riservo. La Procura della Repubblica di Messina, diretta dal procuratore facente funzioni Rosa Raffa, e il Tribunale dei minori, guidato dal procuratore per i minorenni Andrea Pagano, hanno aperto un'indagine sulla vicenda di un professore dell'Istituto Tecnico Superiore IACI, iscritto nel registro degli indagati perché avrebbe avuto più incontri sessuali, a quanto pare, con alcuni alunni e ragazzi minorenni, dopo aver pubblicato alcuni annunci espliciti su delle chat per cercare di avere contatti. A darne notizia oggi è la Gazzetta del Sud. A lavorare all'indagine è il nucleo investigativo dei Carabinieri, che sta vagliando una mole enorme di documenti tra telefonini e computer per ricostruire tutto. Sembra che già alcuni ragazzi sarebbero stati sentiti come persone informate dei fatti, con tutte le cautele tecniche che bisogna rivolgere agli adolescenti, quindi molto probabilmente con il supporto di assistenti sociali e psicologi. Da chiarire se gli incontri siano stati preceduti solo da contatti sulla chat o sulle varie chat adoperate dal docente, oppure se ci siano stati degli accordi presi anche a scuola. Si cerca di ricostruire nella maniera più verosimile tutti i fatti che si sono verificati nei mesi scorsi, ma si tratta, come è comprensibile, di un'indagine delicatissima. Adesso ci occupiamo del caro voli. Allora, sembrerebbe che non ci sia stata alcun accordo, quindi alcun cartello tra le compagnie aeree per far lievitare i prezzi dei collegamenti con la Sicilia. L'antitrust adesso si prepara a chiudere l'inchiesta sollecitata dalla Regione e dalle associazioni. Ce ne parla in questo servizio Manlio Viola. Non c'è alcun elemento che provi l'esistenza di un cartello fra le compagnie aeree per far lievitare i prezzi dei biglietti da e per la Sicilia. L'antitrust conferma l'imminente chiusura dell'indagine sollecitata dalla Regione siciliana e dal Codacons sul caro voli nell'isola. Che l'inchiesta avrebbe avuto questa conclusione era già chiaro da quasi un mese. Lo scorso 19 novembre era stata infatti avviata la procedura di chiusura per mancanza di prove. Allo Stato è prevista la chiusura del procedimento nelle prossime settimane, conferma adesso Guido Stazzi, segretario generale dell'organismo garante della concorrenza, durante un'audizione alla Commissione Insularità. La tendenza all'aumento dei prezzi risulta essere generalizzata. Tuttavia la vicenda non è del tutto conclusa, non mollano le associazioni dei consumatori, ma anche la stessa autorità non ha concluso la procedura. L'attenzione si sposta su un altro punto: l'effetto degli algoritmi sulla determinazione dei prezzi dei voli per Sicilia e Sardegna, grazie ai nuovi poteri conferiti dall'autorità delle garanzie. Attendono l'esito di questo secondo procedimento anche le associazioni dei consumatori. Intanto è online da 4 giorni la piattaforma della Regione, alla quale i residenti siciliani possono accedere per ottenere il rimborso del 25% del costo dei biglietti aerei verso gli aeroporti della penisola e combattere in questo modo il caro voli. Agli sconti hanno aderito quasi tutte le compagnie, ad eccezione di Ryanair, con la quale si continua a trattare. Tuttavia il caro voli, mitigato, non certo risolto, per i collegamenti con Roma e Milano da questi provvedimenti, continua ad essere un devastante ostacolo sugli altri scali, da Bologna a Torino, da Genova a Pisa.
Caro voli che pesa, soprattutto con l'inizio di queste festività, con il mese di dicembre, appunto ieri, giornata dell'Immacolata, è cominciato anche per le vie dello shopping la corsa al regalo. Sicilia presa d'assalto anche da migliaia di turisti, in questo servizio ci racconta tutto Tonino De Mana. Una fotoricordo sotto l'elefante o un elefante in pietra lavica per ricordo. Il ponte dell'Immacolata a Catania scivola via tra l'immancabile passeggiata in via Etnea, un salto al bar, un po' di shopping ed una puntatina ai mercatini di Natale. Tutti a godersi il tepore del sole e perché no, a cantare. E l'aria fresca pare già una festa, che bella cosa in una giornata sola. Bravo! Saluto! Bravissimi! È una delle canzoni più conosciute al mondo e chi la intona, neanche a dirlo, arriva da Napoli per una mini esibizione in Piazza Duomo. Accanto a lui un'allegra comitiva che si gode la giornata primaverile e che ha scelto Catania per il lungo ponte che dà inizio alle feste natalizie. Sono di Madrid e sono venuta qua per la pasta. Io sono di Genova, avendo studiato geologia ovviamente mi affascina l'Etna e una città come Catania. A Torino fa freddo, umido e qua siamo venuti a asciugarsi le ossa. Su sta nevicando, quindi ci godiamo veramente il sole della Sicilia. Catania è spettacolare, è bellissima, l'impatto veramente notevole. Bella città, bel movimento, viva! Presi d'assalto di buon mattino i mercatini di Natale, dove grandi e piccoli vanno a caccia del regalo giusto. Il mio desiderio è comprare per esempio un giocattolo, per esempio un dinosauro, una bici, un qualcosa. Ma non ti sembrano un po' troppe? Sì, hai ragione. Fantasia, idee e gadget da mettere sotto l'albero. Per esempio non può mancare l'elefantino che è il nostro simbolo, gli Oggio, in pietra lavica. Ci piace l'idea che tutti i turisti che ci vengono a trovare portano dietro un oggetto che rappresenta la nostra Sicilia. Natale sereno e presidiato con le vie dello shopping battute dalle forze dell'ordine per un piano di sicurezza che vede impegnati carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale ed un esercito di volontari. Questa era Catania, andiamo a vedere invece com'è stata la giornata dell'Immacolata nel mercato di Ballarò a Palermo, in questo servizio di Marco Gullà. Farina di grilli, insetti, carne sintetica, pasta di microalghe. Se in alcune regioni molti italiani sono disposti a provare la cosiddetta dieta alternativa, in Sicilia siamo ancora molto lontani da questa nuova frontiera alimentare. E allora nel giorno dell'Immacolata, in cui le tavole dei siciliani saranno impreziosite dai piatti della tradizione, siamo stati al mercato di Ballarò a Palermo e abbiamo chiesto a clienti e commercianti se mai potrebbero aprire i loro palati ai cibi, diciamo, di nuova generazione. Che se la mangiano loro, io preferisco mangiare italiano. No, sono per il cibo italiano. Non siamo a questi discorsi qua, queste cose sono da buttare, queste cose le mangiano soltanto in Cina. Noi siamo qua a Palermo, in Sicilia. Lei non si abituerebbe mai a mangiare? Morirei veramente. I siciliani quindi non hanno nessuna intenzione di cambiare il proprio regime alimentare e allora a Palermo, in questo giorno di festa, si conferma la tradizione. Preparerò il bel fritto praticamente, cose a pastella, per cui broccoletti, le solite cose, i cardi e poi le teglie, le classiche teglie che me le faccio portare, non le faccio io, di sfincione, di pizza e tante altre cose. Insalata di nervetti, trippa, guanciale, pane con la milza, pane alle crocchè, paisa fuino, tutto tipo di cose siciliane. Lasagne, arista di maiale, antipasti siciliani di cui caponata, melanzane, ripiene, cardi, carciofi, insomma un po' di tutto, e poi olive, salumi, eccetera eccetera. E se vi dico farina di grilli e insetti cosa dite? No, per carità, meglio digiuna. Se andiamo a vedere a Siracusa, tra le vie dello shopping, anche lì molto affollate. Francesco Loi.
Arrivato il giorno dell'Immacolata, Natale sembra più vicino. Si fanno l'albero e il presepe, ma c'è anche chi pensa ai regali da donare a parenti e amici. Naturalmente, quest'anno, più del passato, si fanno i conti con il caro prezzi. Bisogna fare i conti anche con le spese che hai di casa. Magari anziché prendere cose molto più costose cerchiamo di stringere un pochettino. Tutto costa di più. È il commento che si sente spesso tra gli scaffali di un supermercato o davanti alle vetrine dei negozi. Anche il classico cesto natalizio con prodotti alimentari è aumentato, più 16% rispetto al 2022. Nonostante tutto, però, lungo le vie dello shopping l'aria di festa non manca, almeno quella è gratuita. Lei quanto pensa di spendere? Ma guardi, in questo momento già abbiamo speso 100 euro. Cosa ha comprato? Ho comprato una padella, dei maglioncini, sciarpette e cappellini. Secondo Confcommercio, per i regali si spenderanno 380 milioni di euro, 40 in più rispetto allo scorso anno. Nonostante l'inflazione, li acquisterà il 70% dei siciliani. La spesa media sfiora i 100 euro. La fiducia dei consumatori siciliani sta continuando a reggere. Una fiducia che secondo i nostri dati risulta essere alquanto cresciuta a novembre e che in parte si ripercuoterà anche su questo mese di dicembre. E se c'è chi sta già acquistando i regali, c'è anche chi ha fatto partire il countdown per aprirli. Natale è alle porte. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di mafia, la mafia che viaggia anche su TikTok, dai neomelodici ai trapper, i social più utilizzati dai giovani diventano un terreno fertile per diffondere e far diventare affascinante persino la cultura criminale. Il servizio di Eva Spampinato. La Sicilia canta Napoli e con l'avvento dell'autotune la musica neomelodica diventa trap music dall'accento napoletano, ma cantata dai siciliani. Dai catanesi Gianni Celeste e Nico Pannetta ai palermitani Tony Colombo e Daniele De Martino e poi le nuove generazioni di trapper made in Sicily che si appoggiano a case di produzione fiorenti sotto il vulcano per veicolare contenuti di un genere musicale criticatissimo dagli adulti, amatissimo dai giovani e sorvegliatissimo dalle forze dell'ordine. Ragazzi censurati, zero fatturati, soldi facili nelle tasche crimini. Si canta l'amore, ma anche la mafia, l'ostentazione di auto extra lusso, i gioielli kitsch, pistole, soldi, la rivendicazione di parentele mafiose. Si mostrano le case dall'arredo opulento, come quella di Pino Rosselli, arrestato ieri insieme al figlio di 19 anni, perché assieme agli strumenti musicali nell'abitazione di San Giorgio i carabinieri hanno trovato 18 kg di droga e un deposito di armi. I figli sono cosa più importante. La mafia viaggia su TikTok che diventa luogo di sponsorizzazione e comunicazione. Dalle bacheche si lanciano sfide e minacce. Questo ti sbirro, non sei mio amico, sei solo un invidioso. All'avvertimento sui social segue l'agguato sul territorio. Le piattaforme diventano radar per intercettare affiliati e nemici, da sostenere o colpire. E la polizia sorveglia la Google Generation criminale. L'atteggiamento criminale diventa moda e modello tra i giovanissimi che non condannano personaggi come Shiva, trapper milanese da milioni di follower e download, arrestato e adesso in carcere per tentato omicidio perché sparò davanti alla sua casa discografica. Non sento le voci di sti bla. Adesso parliamo di un altro tipo di cultura. Apre ad Agrigento un nuovo polo culturale dedicato all'arte contemporanea in vista di Agrigento Capitale della Cultura Italiana 2025. Inaugurata per l'occasione la mostra Trame Mediterranee che racconta anche il fenomeno delle migrazioni. Davide Sardo. Un polo culturale multidisciplinare stabile, dedicato all'arte contemporanea e in dialogo con le istituzioni e le realtà artistiche della città. È questa la visione che contraddistingue il nuovo corso dell'ex Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, che in passato ha ospitato progetti e premi rivolti alla promozione dell'arte contemporanea e in particolare dei giovani artisti. Adesso il complesso architettonico ha riaperto al pubblico con il nome di Fabbriche e sarà gestito dalla Fondazione Orestia di Gibellina. Un'offerta culturale nel settore delle arti contemporanee nel centro della città
di Agrigento, che oltre a poter fruire di questo straordinario, meraviglioso parco archeologico, avrà anche la possibilità di essere attratta qui i visitatori, oltre che i cittadini ovviamente, per vedere i segni della contemporaneità nel campo delle arti visive, della musica, del teatro, del cinema, della filosofia. Per l'occasione è stata inaugurata la mostra Trame Mediterranee, che racconta anche il fenomeno epocale delle migrazioni. In questo momento così critico, per le culture bagnate da questo mare, no? E in relazione a quello che sta accadendo, volevamo marcare un po' il nostro senso che ci ha accompagnato fin dall'apertura del museo. Un appuntamento importante, quello delle fabbriche, che si annuncia uno dei centri nevralgici della programmazione di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di sport per raccontare l'imminente derby tra Messina e Catania, subito dopo. Trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio. Stasera alle 20:45 al Franco Scoglio di Messina si giocherà Messina-Catania per i rossazzurri che non avranno tifosi al seguito. Partita importante al di là della rivalità storica, perché l'obiettivo è quello di provare a riprendere a correre con il nuovo corso Lucarelli. Ce ne parla Marco Carli. Che sia a livello di ambiente e di tifoseria più sentita da una parte piuttosto che da un'altra, la partita Messina-Catania ha pari importanza invece per quanto riguarda la classifica delle due squadre. Dal lato del Catania i rossazzurri proveranno a riprendersi quello che hanno perso con la Virtus Francavilla, come ha ricordato anche Lucarelli prima della gara. Abbiamo l'esigenza di fare dei punti in trasferta, perché ci può essere che ogni tanto in casa non si riesca a vincere le partite. Quindi sappiamo che per noi i punti che arrivano dalle trasferte possono essere determinanti, quindi sarebbe una buona cosa andare anche se al momento siamo in una perfetta media inglese, però sarebbe bene andare a cercare di riprendere quei 2 punti che un po' per demerito nostro, più che altro non siamo riusciti non concretizzando le tante occasioni, non siamo riusciti a portare a casa nell'ultima partita di campionato. Per quanto riguarda le scelte, l'assenza di Di Carmine si è fatta sentire con i pugliesi. L'attaccante toscano proverà a far sentire il suo peso offensivo probabilmente a partita in corso. Rapisarda giocherà dall'inizio in difesa, per il resto attenzione a De Luca, jolly importante da schierare da sottopunta durante la gara probabilmente, ma potrebbe anche essere il coniglio che Lucarelli tirerà fuori dal proprio cilindro. Messina-Catania sarà come sempre seguita in diretta da Telecolor, appuntamento alle 20:15, ampio prepartita, collegamenti con lo stadio e a fine gara le interviste con i protagonisti. Nel Messina invece assenti lo squalificato Polito e gli infortunati Lia e Buffa, 2 novità rispetto alla formazione che sabato scorso ha battuto il Monterosi a Teramo, il servizio di Sergio Colosi. Dopo averlo vissuto in tempi non lontani in Serie A, sembra un derby in tono minore e in realtà lo è, ma ha sempre il suo fascino e soprattutto arriva in un momento chiave anche per il Messina, che disperato e in caduta libera con le 5 sconfitte di novembre, ha mostrato segnali di risveglio a Teramo contro il Monterosi. Alla vigilia il derby usato nello spogliatoio è confermarsi, anche se a guardare organici, investimenti e stato di salute non ci sarebbe partita. Valgono però anche le motivazioni, speciali quelle del centrocampista Giulio Frisenna. È una partita sentitissima qui, lo sappiamo, però rispetto alla Coppa Italia ci giochiamo i 3 punti che a noi servono e quindi daremo il 100%, anche di più. A livello personale per me la sento particolarmente perché ho sempre giocato nel Catania, non ho avuto mai quella possibilità di dare qualcosa in più a Catania, quindi la sento di più. Qua mi trovo bene, sento la fiducia della società, della squadra, quindi cercherò di sfruttarla al massimo. Rispetto a Teramo 2 novità nel 4-3-3 di Modica. In difesa con Fumagalli in porta, Manetta e Pacciardi centrali, Ortisi a sinistra e il giovane Salvo a destra, terza scelta nel ruolo, con Lie infortunato e Polito squalificato. A centrocampo con Firenze il rientrante Franco e Frisenna. In attacco Plescia, Ragused e Mausso, trio in grado di esaltarsi
addormentarsi o di non vedere palla per 90 minuti. Capienza del Francoscoglia a 7.000 posti, prevendita fiacca, il sold out è un miraggio. Adesso il Palermo per i rosaneri vigilia di campionato, perché domani giocheranno allo stadio Tardini contro la capolista Parma. Corini cerca risposte dalla sua squadra che è scivolata all'8° posto in classifica. Marco Gulla. Non c'è tempo per gli esperimenti. Eugenio Corini ha recuperato diversi giocatori e contro il Parma domani alle 16:15 potrà finalmente schierare la migliore formazione possibile. Il solo Ceccaroni non sarà disponibile per la trasferta del Tardini e al suo posto sarà confermato Marconi al fianco dell'inamovibile Lucioni. Al Palermo servono punti, la classifica inizia ad essere sbilenca rispetto alle ambizioni della vigilia del campionato, ma la sfida del Tardini è tutt'altro che agevole, il peggior cliente per un Palermo che ha perso identità, gioco e vigore. C'è anche una sorta di Ramadan in avanti. Brunori ha dimenticato come si segna. Nelle ultime 5 partite il Palermo ha realizzato solo 3 gol, uno al Brescia, uno alla Ternana e uno al Catanzaro. Ecco perché Corini domani riproporrà il tridente offensivo con Brunori al centro e Insigne e Di Francesco esterni alti. A centrocampo la variazione rispetto alle ultime uscite sarà l'impiego di Stulaz in cabina di regia. In difesa spazio a Mattei e Lund sulle catene di destra e sinistra, mentre al centro, come abbiamo detto, giocheranno Lucioni e Marconi. I ducali sono reduci dalla sconfitta ai calci di rigore contro la Fiorentina in Coppa Italia, una vera e propria beffa dopo una prestazione incredibile e che vedeva gli emiliani in vantaggio di 2 gol fino al minuto 83. Domani al Tardini, con fischio d'inizio alle 16:15, oltre 2000 tifosi rosanero sugli spalti. Questa è l'ultima notizia, il telegiornale di Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30. Nel frattempo vi lascio alla rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.